Bentrovati nella nuova puntata di Face to Face, 7 domande per 7 risposte, cercando di scoprire le qualità del nostro ospite di questa puntata. Vi do subito una scheda introduttiva. Allenatore elegante, garbato, preparato. Non scende mai a compromessi, nel bene e nel male. A Face to Face Marco Mineo. Ciao Marco, ben trovato. Ciao Ettore. I riflettori puntati in questa puntata del Face to Face, cercando anche di scoprire quelle che sono anche le tue qualità extra calcistiche. Grazie. Sei pronto? Prontissimo e grazie per l'introduzione. Allora, prima domanda. In questo calcio dilettantistico, secondo te, è meglio fare l'allenatore o il calciatore? È meglio fare il tifoso, nel senso che è difficile sia l'uno che l'altro. Io ho una carriera da giocatore breve, quindi diciamo, poi ho preferito andare a lavorare perché mi dava più sicurezza economica, dopodiché ho cominciato a fare l'allenatore. Devo essere sincero, io preferisco fare l'allenatore perché è una passione, perché ti entra nelle vene e quindi è più, ti dà più quell'adrenalina che forse il giocatore ha per 90 minuti, l'allenatore c'ha credo per 365 giorni l'anno. Dura un po' di più dura leggermente un po' di più e ti accompagna, ecco. Senti, generalmente l'allenatore è sempre un uomo solo, prima della partita oppure anche dopo la partita, ma ne vale la pena? Questa è una domanda che mi sono fatto negli ultimi 2 anni. Ne vale la pena, Ettore? La verità è che ne vale la pena. Io ti dico che quell'emozione prima di una partita o quella preoccupazione dopo una partita, perché tu pensi sempre a quello, ti danno una carica importante, ti danno la voglia di vincere la prossima, di lavorare in settimana con grande determinazione, perché appunto l'allenatore è vero che è un uomo solo, ma è proprio da solo che deve preparare tutto, deve cercare di fare il meglio per poter vincere la prossima partita ed è sempre una sfida. A prescindere dalle difficoltà? Sempre, a prescindere nel nostro calcio dal faro che non funziona, dal pallone sgonfio, a prescindere da tutto tu devi levare tutte le giustificazioni che puoi e devi essere lì pronto a ricominciare, sia che sia andata bene la domenica sia che non sia andata bene. Senti Marco, ma ami di più l'atmosfera della squadra prima della partita oppure dopo magari una vittoria o una sconfitta? Vincere è una di quelle sensazioni che mi dà una grande emozione, sempre, qualunque partito abbia vinto. Ne ho vinte tante, di contro dico che perdere mi comincia a dare fastidio molto di più della gioia che mi dà una vittoria. Quindi non lo so, io credo che la cosa più bella per fare un allenatore è tutta la settimana, creare qualcosa di importante. Poi purtroppo, come diceva Lidom, la domenica ci sono le partite, si devono giocare. E lì chiaro. La tensione può fare brutti scherzi in un allenatore. Ecco, in questo caso a te piace più prima del risultato, quindi prima di entrare in campo, oppure ti godi di più una possibile vittoria, oppure, ahimè, una sconfitta dopo la partita? Per me la domenica, quando faccio l'allenatore, è una sorta di rito. È un rito la mattina, è un rito durante il pranzo con la squadra, è un rito prima della partita, è un rito dopo la partita. Quindi non ti so dire cosa mi piace di più. Fare allenatore è essere allenatore, quindi diciamo mi piace tutto di questo ruolo. Ecco, un'altra domanda che riguarda gli allenatori è proprio quella che sto per farti. Ma cosa ti piace degli allenatori professionisti e cosa non ti piace invece degli allenatori dilettanti? Degli allenatori professionisti mi piace la serenità di svolgere il lavoro in condizioni completamente diverse da quelle che svolgiamo noi. Immagino, e quindi avere tutto a disposizione, avere chi ti leva i pensieri. Dell'allenatore dilettante mi piace il saper trovare la soluzione a tutte le problematiche. Io ti ho chiesto però quello che non ti piace degli allenatori dilettanti. Quello che non mi piace dell'allenatore dilettante è che molto spesso mettono da parte l'etica per una panchina e molto spesso non riusciamo a capire che forse dovremmo essere più uniti fra di noi invece di essere così poco carini e poco corretti. Chiamiamolo egoismo? L'egoismo è una parte importante per fare allenatore, egocentrismo e egoismo, però ti dico che secondo me la categoria tutta dovrebbe avere un'etica e un maggior rispetto del proprio ruolo. Secondo me ci sono due persone di cui una partita di calcio non può fare a meno, e non lo dico io, lo dicono le regole, che sono l'arbitro e l'allenatore. E quindi l'allenatore deve capire il valore reale che lui ha, e che è molto più importante sia dei giocatori sia della società. Dicendo questo, probabilmente per tua esperienza
esperienza personale non è escluso che ci sia stato qualche battibecco anche con qualche collega, no? No, battibecchi io ne ho pochi, nel senso che poi mi piace sempre instaurare buoni rapporti. La verità è che spesso l'accaparrarsi una panchina diventa più importante dello stare in armonia con una persona. Io questo non lo tollero, non mi piace che si chiamino i giocatori di una squadra, non mi piace che si chiamino i dirigenti di una squadra, i presidenti da parte di un allenatore. Ripeto, secondo me è giusto farsi notare, Chiaro. è giusto anche, tra virgolette, cercare una panchina, ma non a discapito di un collega. Marco, tu stacchi la spina dopo la partita oppure ci vogliono un paio di ore prima che ricominci ad essere te stesso, perché l'adrenalina probabilmente ti ha letteralmente immerso in sensazioni? Stacco la spina dopo la partita e mi piace rilassarmi, ma credo che il relax duri poco, perché subito dopo, quando finisce la partita, dopo un'oretta e mezza, devi cominciare a pensare alla prossima, e quindi il relax di un allenatore è veramente... Il relax di un allenatore è a maggio, quando finiscono i campionati, da maggio a C'è luglio un po' più di serenità. uno si rasserena, ma comunque la fissazione del calcio è davvero... Solo un pazzo può fare l'allenatore, lo dico sempre. La domanda che probabilmente può diventare un po' particolare per te, ma fuori dal calcio, Marco Mineo chi è? Quali sono le cose che ti piacciono e quelle che ritieni fastidiose? Una bella domanda. Io sono una persona molto contenta del mio percorso di vita e della mia vita in generale. Ho una splendida famiglia, un lavoro che mi gratifica, che ho costruito con tanti sacrifici, e quindi diciamo la cosa che mi piace di più della vita in generale è quando i meriti vengono, dopo i sacrifici, diciamo, i meriti ritornano al mittente, diciamo, e questo mi piace. Non mi piace quando le persone sono arroganti e presuntuose, e non mi piace quando cercano sempre di prevaricare l'altro con mezzucci. Ecco, questo è come nel calcio, un po' nella vita. Un po' nella vita, chiaro, è logico. Si Assolutissimamente. riflette poi, perché il tuo mondo, bene o male, è anche quello, e soprattutto quello legato al calcio. Io credo che ognuno di noi ha una vita, ha il suo passato, ha la sua esperienza, vive la sua vita. Non mi piacciono i giudizi o i pregiudizi, le persone si devono conoscere. Ecco, quando tu non conosci una persona e ti permetti di giudicare, per me non sei una persona corretta, e quindi a me la scorrettezza non mi piace. Bella risposta. Vediamo come ti comporti in questa ultima domanda che chiude il nostro faccia a faccia. Ti senti più un allenatore libero o un uomo libero? No, io mi sento un uomo libero, ma per le ragioni che dicevo sopra, nel senso che sono riuscito a raggiungere un sogno nella mia vita, sono riuscito ad avere dei buoni risultati, ho una bella famiglia, le persone mi stimano, quindi io mi sento un uomo libero per questo, nel senso che non ho peli sulla lingua, se devo dire una cosa la dico, ma sempre nel rispetto delle persone, che secondo me è una cosa fondamentale. Però quindi in automatico ti senti anche un allenatore libero. L'uomo e l'allenatore vanno di pari passo, Vanno di pari passo, non c'è una non differenza. si dividono. Non c'è una differenza fra fuori dal campo e dentro il campo. Io molto spesso negli ultimi anni mi hanno tacciato di bontà nei confronti dei giocatori. Io rispetto i miei giocatori sempre e non posso essere diverso da quello che sono. Io sono questo, dopodiché posso piacere, non posso piacere, questo ovviamente lo dicono i risultati. Certo. Ci sono delle persone, dei giocatori che mi adorano, dei giocatori a cui piaccio meno. Poco importa, l'importante comunque, diciamo, nella mia vita è essere sempre me stesso e non rinunciare mai alle mie idee per un compromesso. Questo non è mai accaduto in 44 anni, spero che non possa accadere nei prossimi 144. Allora io ti auguro buona fortuna per tutto, Marco. Grazie Ettore, è stato un piacere. Abbiamo dunque concluso qui lo spazio insieme a Marco Mineo. Appuntamento al prossimo Face to Face.